Aleksandar Radujko è uno dei boss della malavita slovena, specializzato in furti d'auto di lusso ma anche traffico di droga. Il 27enne è finito in manette questa notte in Via dell'Acqua, nel rione di Campanelle, dove stava recuperando una lussuosa Audi Q7 rubata 2 giorni fa da un altro componente della sua gang a Ponte di Piave, in provincia di Treviso. Mettere le mani sul malvivente però non è stato per nulla semplice. Alla vista degli agenti della mobile, l'uomo ha provato a partire con l'auto, finendo contro il marciapiede. Poi, appena uscito dall'abitacolo, ha scagliato a terra uno dei poliziotti, gettandosi in un fossato. L'agente ha sparato un paio di colpi in aria, intimandogli di fermarsi. Poi lo ha nuovamente braccato, scendendo anche lui nel dirupo. Radujko è riuscito nuovamente a divincolarsi, ma tentando di fuggire è inciampato, procurandosi una distorsione al ginocchio che lo ha messo KO. Dopo un passaggio all'ospedale di Catinara, l'uomo è finito al carcere del Coroneo. Nel primo pomeriggio il PM Cristina Bacer lo ha interrogato per tentare di risalire agli altri componenti dell'organizzazione specializzata in furti d'auto di grossa cilindrata. La modalità d'azione è sempre la stessa: le supercar vengono rubate prevalentemente in Veneto, tenute un paio di giorni ferme in qualche parcheggio periferico e poi trasferite di notte oltre confine, dove vengono alterati i numeri di telaio, sostituite le targhe e falsificati i documenti per prepararle alla rivendita sul mercato nero. Aleksandar Radujko però vanta precedenti anche nell'ambito degli stupefacenti, con una condanna a 7 anni e mezzo di carcere inflitta dalla procura di Udine.